Giosuè darà la sua ultima festa giovedì prossimo alle 17 a casa sua. Così recita l'epigrafe affissa nel quartiere Laghetto, anche davanti all'abitazione di Giosuè Baldissera, l'alpinista 26enne trevigiano di Borsa del Grappa, deceduto con l'amica Sofia dalle Nogare, precipitando dal Soglio d'Uderle sul monte Pasubio. Il giovane viveva vicino ai genitori in un appartamento ricavato in questo rustico di proprietà della famiglia. Nessuno qui oggi ha voluto esprimere i propri sentimenti, rimandando a giovedì l'invito agli amici, ai colleghi vigili del fuoco di Vicenza e Asiago e a chiunque gli volesse bene. Lo stesso giorno delle esequie di Sofia fissate al mattino nel Duomo di Schio, ancora una volta insieme, come quando la montagna ha avuto l'ultima parola su di loro. Sì, è proprio così, la montagna è l'ultima parola, non personificherei troppo la montagna perché siamo noi che andiamo a frequentarla ed è un ambiente che ci insegna e ci dà molto. Purtroppo a volte ci dovremo scontrare con queste realtà che sono veramente difficili da comprendere. Noi saremo presenti con una piccola delegazione del soccorso alpino di Schio proprio per essere vicini anche in questo frangente alla famiglia e a loro stessi, insomma, ad accompagnarli.